un po' pensavo, dicevo, secondo me a chi sti ci piace. Cioè, Era chi fastidio. dice, oh, io vedo sto cappiello, magari sta scarpa, ma perché in realtà, secondo me, riconosce anche lui qualcosa. E io molto spesso mi battevo per dire, ma secondo me sta roba potrebbe piacere pure a voi. Ciao a tutti, io sono Lola e questo è Pure Sound. Ci sono artisti che vivono l'hip hop come un linguaggio totale, musica, sociale, strada, ricerca, ma soprattutto incontro umano. Oggi abbiamo con noi uno dei rapper più presenti e attivi nella scena dell'underground napoletano. Ha collaborato anche a livello internazionale e soprattutto si impegna come educatore nei carceri minorili e nelle scuole. Facciamo entrare Yoshi. Ciao, Benvenuto, come benvenuto. stai? Allora, come stiamo? Bene, bene. Ti vedo carico oggi. Sì, proprio questa parola stavo dicendo, carico, più che oggi in questo periodo siamo in preparazione per l'album, per l'uscita dell'album nuovo. Ora ci arriviamo. Attività sociali, come quello che dicevi. Allora, sarà un'intervista intensa, molto intima, spero, ed è come un caffè, quindi sentiti libero di dire tutto quello che vuoi. Oltre alla tua musica ci piacerebbe conoscerti un po' di più. Già sai. Allora, partiamo proprio dalle origini. Tu arrivi da una scena dove il rap non era ancora industria, era sopravvivenza a livello effettivo. Come hai vissuto questo cambiamento di genere? Com'è stato questo percorso? Diciamo c'è stato tanto disagio pur di sentirsi accettati con sta cosa che magari in Italia non era ancora industria, però già l'America stava spingendo tantissimo come personaggi, come influentissimi che alla mia generazione hanno influenzato tantissimo come Eminem, 50 Cent, Dr. Dre, tutta questa schiera, Wu-Tang Clan. Io come già andavo un po' di più nella ricerca, ma gente che già in America magari usciva nei film. Ho vissuto il periodo dell'appiccico per il cappello, o cappellangà, però ai periodi del cappello Von Dutch o Versace, avere un berretto New York era wow, che tiene. E quelli che ci individuavano e si pigliavano la briga magari di toglierci il cappello, quindi di iniziare a difendere il diritto del nostro stile. Un po' pensavo, dicevo, secondo me a chi sti ci piace. Cioè, chi dice, oh, io vedo sto cappiello, magari sta scarpa, ma perché in realtà, secondo me, riconosce anche lui qualcosa. E io molto spesso mi battevo per dire, ma secondo me sta roba potrebbe piacere pure a voi, a quelli che magari ai tempi potevano ascoltare il neomelodico, non comprendere il linguaggio del rap, della musica internazionale. Dicevo, secondo me vi può piacere pure a voi. E poi alla fine magari con l'arrivo di artisti che sono riusciti a fare da portavoce, più a far riconoscere, no? Quel dualismo con l'americano, o voi col gangsta rap, una cosa che a Napoli poi è un linguaggio che si è potuto molto accostare a quello poi della realtà napoletana senza bisogno di scimmiottare a livello di sceneggiatura. Vuoi solamente riconoscerci nello stile, nell'apparenza, nel parallelismo che c'è. C'era comunque un gemellaggio. Un gemellaggio, però poi c'è stato modo di far sentire il gemellaggio naturale che giace con la natura della città di Napoli, con i racconti di Napoli che filtrati nella cultura del rap. Sono sposati immediatamente, sì, benissimo. E oggi effettivamente l'underground è tangibile sul territorio, secondo te, o è diventato soltanto un trend, un posizionamento di mercato nell'ambito musicale? Un po' favorire. Allora, senti, parere onesto, io credo che questa cosa del trend adesso sia inevitabile, ok? Cioè, se una cosa va bene e riesce ad andare agli occhi di tutti, diventa automaticamente un trend. L'importanza sta nel non snaturare dove poi porta il target ad informarsi, cioè stiamo dando le giuste informazioni o pur di fare un trend stiamo snaturando qualcosa. Io per esempio questo non l'ho mai tollerato e sopportato, quindi ho sempre anche seguito cose che erano mainstream, fossero mainstream, ma poi sono andato a vedere l'originalità, la natura,
la verità che c'era dietro un artista, e quindi magari riuscire ad arrivare a tutti non diventa più una colpa poi dell'artista, magari è un privilegio, è una fortuna riuscire ad arrivare, ma poi vediamo cosa stai portando, quindi mi sono sempre sentito libero di riuscire a giudicare o ad avere una considerazione delle cose molto più spinte, molto più che diciamo riuscissero ad arrivare a tutti, ma poi cosa stanno portando a tutti? Ok. Quindi ok, queste cose belle sono main, riescono ad arrivare a tutti, bella per questo, ma poi cosa stanno dicendo? E lì mi sentivo libero, mi sono sempre sentito libero di scegliere di portarle nella mia vita in quanto ascoltatore, in quanto consumatore. Oggi che propongo anche io questa cosa, ci tengo a portare ancora i principi dell'underground, ma ho anche io il sogno di arrivare ad un pubblico molto più ampio, ma per avere la soddisfazione di fargli vedere quello che ci ho visto io, di portare la mia visione, non di pigliare un preset di una visione per riuscire ad arrivare anch'io a tutti, sarebbe troppo sterile come cosa. Quindi può anche essere underground, se si portano i principi dal basso, li si portano su. Ok, si arriva anche magari a un pubblico di 50, 100.000, 1 miliardo di persone, ma il principio poi che si vuole conservare è quello. Vabbè, tu hai una storicità e diciamo uno stampo già formato da tempo, quindi i principi si sentono tutti, in ogni caso te lo auguro che arrivi a 1 miliardo di persone perché è onesto, perché è sentito, perché è vissuto. E devo fare da Gangnam Style, Wazza Style. Roba così. Quella cosa così. Purtroppo questo purtroppo è per fortuna anche un compromesso che qualcuno deve sposare per arrivare a un obiettivo reale, per farsi ascoltare, per far capire. E secondo te, proprio per questo, domanda un po' provocatoria, Napoli come contesto è di ispirazione, è un trampolino di lancio, è una responsabilità o un confine, un ostacolo? No, guarda, io ricordo quando ho fatto tipo il Tecniche Perfette nel 2008 e nell'ambito del freestyle, la punchline, trovare il punto debole è proprio, come dire, è la strategia base anche per il divertimento di quella cosa stessa. Però ricordo che arrivato in finale con tutte le città d'Italia messe insieme, diciamo, ai tempi il mio punto debole era proprio il dialetto. Ok. Questa cosa oggi ne è diventata un punto forte. Certo. Perché anche io ai tempi ho sentito la necessità, oltre che di ampliare il mio linguaggio nel rap, di usare sempre il dialetto e anche la lingua italiana. All'inizio era un mio punto debole. Quando ho iniziato invece a fare di più i live, a portare la mia musica in live, notavo che quando andavo fuori, la curiosità proprio che, diciamo, si appicciava nelle persone era proprio il fatto che fossi napoletano. Molti non mi conoscevano e magari dicevano no, andiamoci a sentire il napoletano, questo magari più da Roma in su, se vogliamo, dal centro Italia in su, andiamo a sentire il napoletano. Se magari non mi conoscevano come rapper con un determinato storico underground a livello italiano, a livello di Napoli, andiamo a sentire il napoletano, come a volte noi dicevamo andiamoci a sentire l'americano. E quindi a un certo punto quello che era un confine è stato un punto di forza, perché mi ha dato proprio la forza per fare quello che il rap e la cultura hip hop dai suoi esordi riescono a fare nella società, dando un'identità alle persone e superare i confini. Ecco, infatti tu hai anche collaborato con artisti internazionali, cosa è rimasto sempre napoletano di te nel tuo approccio? Quello che è rimasto di napoletano nel mio approccio era proprio portare una carta di identità a questi artisti di parallelismo e soprattutto molto spesso anche di riuscire a fare un compromesso pur di riuscire a conquistare il loro interesse, di cercare di portarli in una città come Napoli, che è una città famosissima in tutto il mondo, che desta sempre interesse negli artisti che magari sono propensi a portare la loro musica in tutto il mondo e soprattutto in città riconosciute, oltre che per la musica, anche per tante cose che ci portano ad essere conosciuti nel mondo, positive e negative ovviamente. No, io sono grande fan dell'essere napoletana, quindi figurati, per me noi dovremmo in qualche modo, non dico influenzare, ma fare a tutto quanto, Cotnim, diciamo. Questa la traduciamo, mettiamo sotto i sottotitoli. We got it. We got it. E se ci pensi anche molti slang
Io già da quando ascoltavo il primo rap underground dove si usavano degli slang e li ritrovavo poi nel nostro, c'era una roba tipo nel rap di Sean Price, Bootcamp Click, OGC che dicevano tipo is a stone, è una prete, cioè sta roba è is a stone, è una prete, e dicevo questa roba come parliamo noi, no? My G, fratem, my bro, fratem. C'è comunque uno slang compatibilissimo, effettivamente. Tu poi comunque hai iniziato da giovanissimo e pensi che nel tuo percorso l'industria ti abbia dato la giusta attenzione e qui devi essere provocatorio? Se vuoi, c'è qualcosa che diresti, insomma, che non hanno notato o che ti hanno reso difficile? Ma guarda, io penso sempre che, appunto, tornando al discorso che l'hip hop è una roba che deve farti superare i confini, io ringrazio per ogni minimo tassello che l'hip hop nella sua, diciamo, forma più naturale, quindi quella che basta mettere un microfono, dare un inolum o uno spazio ad un ballerino, un dancer per allenarsi, una bomboletta. Prima erano altri prezzi, ora sono aumentati anche i prezzi delle bombolette, ma diciamo mettere una bomboletta, uno strumento, quindi con i minimi strumenti, quando, come dicevi tu prima, l'industria non c'era, l'hip hop mi ha dato l'opportunità per mettere ogni tassello di cui faccio, come dire, a me stesso i conti, porto i conti a me stesso, non li porto agli altri. Non dico è colpa degli altri se magari non sono ancora arrivato qui. Ringrazio l'hip hop per avermi portato ad ogni piccolo traguardo e oggi tante altre porte alla mia musica, al mio percorso si stanno aprendo. Sicuramente non sono uno di quelli che, come dire, sono entrato nelle grazie dell'industria o televisive da molto presto, ma se non sono riuscito a entrare dalla porta mi sono sempre imposto di riuscire a scavalcare o, che ne so, entrare dalla finestra. Quindi di certo penso che se determinati standard culturali e radicali di quello che si fa in questo genere fossero arrivati agli occhi dell'industria, della televisione o delle grandi masse molto prima, ora fosse anche un artista che porta un messaggio come il mio, molto più sociale, molto più ristretto a delle radici culturali, poteva avere delle possibilità anche molto prima. Ora penso che si stiano aprendo delle porte anche per chi come me fa una musica più radicale e per questo si deve anche ringraziare chi ha avuto il coraggio di sacrificarsi, di fare dei compromessi che magari mettessero da parte molto di più la radice e hanno avuto la capacità, perché ci deve essere anche una capacità a fare una musica che arrivi a tutti. E quindi ci hanno dato anche l'opportunità a portare le grandi masse a interessarsi a qualcosa di più fidelizzato, ad una roba più con una radice culturale e meno massiva, meno commerciale, meno industriale. Insomma, qualcuno ha camminato affinché tu corressi, cioè questo è, Io di base ho sempre corso per sta roba, sempre corso. Se qualcuno ha aperto più strade, abbiamo la possibilità di avere un panorama più grande a cui affacciarsi. Tu che hai collaborato con tanti artisti internazionali, quale consiglieresti attualmente che senti molto vicino, che comunque pensi che faccia quello che bisognava essere fatto? Guarda, una delle collaborazioni più che mi hanno portato ad avere anche dei risultati, vuoi di numeri, vuoi anche di, se li vogliamo dire, di industry plan, è essere riuscito a collaborare con una delle realtà musicalmente e stilisticamente a me più vicine, ma che magari hanno la musica in classifica, album 25esimo su Rolling Stones, quindi ti dico la mia collaborazione con Griselda, con Rom Streets, che seppur è quello più vicino al mio stile musicale, tra tutte le collaborazioni che ho fatto è stata quella più attuale sul mercato. Esempio, quando ho fatto Bring the Noise 2, il mio primo album uscito per Soul Spasm Records, etichetta di Marco Polo, Tora e rapper che hanno fatto collaborazioni con pilastri come DJ Premier, diciamo che sono riuscito ad ottenere collaborazioni con artisti che stavano andando in ombra in quel periodo. Stava succedendo qualcosa all'hip hop mondiale,
tra il 2012 e il 2016, ok? Quindi stava un po' cambiando il genere. Mi sono andato a cercare degli artisti anche che avessero voglia di riuscire ad avere più luce in Europa di quella che già potessero avere. Quindi ho fatto questa strategia, quindi sono andato un po' per, magari brutto da dire, per il più facile da contattare, per il più alla mia portata. Quando sono riuscito a collaborare con Griselda, che è gente che collabora anche con Drake, il producer di Rome Streets, ha fatto beats anche a Drake. Quindi è lì che sono riuscito ad avere quello che stilisticamente potesse più avvicinarsi alla mia visione, ma che fosse proprio musica comunque mainstream. Stiamo parlando di Griselda, di Conway, di gente spinta da Eminem, Jay-Z, 50 Cent. Quindi lì è stato il mio compromesso più nuovo, più fresco, e che mi ha fatto sentire più di realizzare qualcosa che, nonostante un linguaggio ancora di nicchia, però spinto comunque a livello commerciale. Ne hai altri in programma? Americane internazionali, ne ho altre, diciamo, a parcheggio per questo nuovo lavoro che sto mettendo in circolo. Parcheggiami stand, parcheggio la duro. Sì, anche perché, diciamo, come dire, per anni mi sono concentrato con quello che più mi potesse soddisfare dal punto di vista personale, ma oggi ho cercato anche qualcosa che potesse inserirmi in dei radar più vicini a quelli che inevitabilmente sono i radar di ascolto del pubblico italiano, e senza farne una colpa, senza voler riportare per forza su quello che esce da fuori dall'Italia, ho provato a contestualizzarmi, così come ho fatto magari con gli artisti internazionali che avessero la mia stessa visione, a cercare quelli che avessero la mia stessa visione. Ho cercato di cercare quegli artisti in Italia con cui c'è un rispetto reciproco, nel quale potessi anche ritrovarmi con il loro pubblico, o che il loro pubblico potesse ritrovarsi con la mia musica, perché molto spesso la gente pensa che magari per riuscire a sfondare ci vuole la collaborazione che ti porta alla luce, ma molto spesso quelle collaborazioni portano solo poi per confermare che magari l'artista più forte, che porta più l'interesse a determinate cose, poi è quello della collaborazione. Sì. Devi riuscire anche a farti la tua cartolina con la tua visione, e magari riuscire ad avere la considerazione di quegli artisti anche affermati, che magari finalmente riescono a portarti nei loro progetti, ma semplicemente perché ascoltano magari la tua musica e sognano una collaborazione con te, a prescindere dalla tua, diciamo, stima di ascolti. Con il nuovo album, con il nuovo lavoro a cui sto lavorando e che sto per droppare, sono riuscito ad avere la considerazione di tanti artisti italiani che stimo, e che soprattutto loro stimano la mia musica, quindi a prescindere dalla visibilità reciproca che si può portare. È la tua è l'identità che parla, non tanto... Sì, sei riconosciuta per riconoscenza, però stavolta ho cercato di mantenermi in radar più italiani, e soprattutto di collaborare con artisti italiani con i quali non avevo mai collaborato. Quindi sei sempre alla ricerca di nuove esperienze, metterti in gioco. Esatto, deve succedere qualcosa di nuovo, soprattutto se sto per fare un disco nuovo deve esserci anche un motivo nuovo che mi porta a dire è un disco nuovo, se è un disco come gli altri. Se no non si fa il disco, dicevo. Ed effettivamente quando parli sei anche molto chiaro, hai tante reference, si vede che comunque c'è una forma di insegnamento nelle tue parole, e su questo poi andiamo nella parte che comunque mi tocca in qualche modo, sulla quale forse saremo più intimi, che tu hai portato avanti anche laboratori in carceri minorili e scuole, e c'è stato un momento in cui hai capito che la musica non era più solo musica, ma era un nuovo strumento per aiutare gli altri, per capire gli altri, anche più piccoli? Assolutamente, questo è successo nel 2016, diciamo. Le due chiamate che più ricordo impattanti per me, che mi hanno fatto capire ok, non sto solamente andando a ricoprire un ruolo lavorativo o per guadagnare qualcosa, ovviamente quello è fondamentale, cioè riuscire a identificarsi anche come un lavoratore di un settore. Sono riuscito a ritrovare, soprattutto quando sono riuscito a spostare la mia identità artistica in quella del terzo settore. Quindi ho detto ok, qui si sta facendo qualcosa di concreto. Quindi ogni scelta che ho fatto fino ad oggi mi ha portato non ad andare per una via, ma per una via alternativa altrettanto rispettabile, e che altrettanto potesse darmi
una determinata importanza, una piattaforma lavorativa, anzi penso che laddove non ho avuto la considerazione discografica la sono riuscita ad avere in quella che oggi è il terzo settore associativo, sociale, artistico, educativo. È comunque una bella avventura, è comunque impegnativo, cioè è molto più altruista come missione rispetto a... Sì, e infatti le due chiamate che più ricordo come impattanti sono state la prima di una collaborazione per la prima volta come in una scuola elementare a portare un progetto di laboratorio rap pomeridiano dopo le ore. Hai insegnato il rap? Ho trasmesso questa nobile arte del rap. E poi la seconda, perché fu la prima volta e dissi, devo prendere l'auto, andare in una scuola, entrare. Cioè, ero emozionato perché era la prima volta. Poi ho iniziato a proseguire questa cosa tra sedi private, pomeridiane, centri di accoglienza, e poi ho avuto una chiamata che mi ha portato a portare un laboratorio di rap a Gaza. Cioè, lì ebbi un attimo una scossa a dire di no non ci riesco. Ma allora questa roba ha veramente, oltre che un significato, porta con sé lo sviluppo di un processo personale che va anche oltre il profitto economico. Qui c'è un profitto proprio umano che si può trarre da questa roba e finalmente qualcuno l'ha capita. Non posso dire di no a prescindere dal fatto bellissimo di riuscire a portare un sorriso laddove ci sono guerre, occupazione militare, conflitti ogni giorno, persone che muoiono, bambini che muoiono di fame. E quindi sicuramente questa roba non servirà a portare uno sviluppo sociale o un miglioramento, ma semplicemente può portare un sorriso che già nella sua semplicità, come quella da cui nasce l'hip hop, significa che una certa radice, tenerla ancora viva, ne è valsa la pena, perché stiamo andando proprio oltre appunto il profitto economico. Qui si riesce ad avere un profitto umano, uno sviluppo, una crescita umana, per riuscire a vedere in un sorriso qualcosa che può valere tanto quanto 1 milione di euro. Immaginavo, certo. Nel suo però riuscire a regalarti l'emozione, perché sicuramente 1 milione di euro accostato ad un sorriso una perfetta combo. Può sicuramente incrementare i motivi per sorridere, ma ciò non significa che si possa sorridere solamente con 1 milione di euro. Per questo dicevo poc'anzi che la tua missione è molto più altruista di quanto possa essere un percorso identitario musicale autonomo. E per te il rap è più un dialogo interiore o un mezzo per farcela ad oggi? Entrambe, sai perché? Ogni volta che parte di tutta la musica nuova che uscirà è di questi ultimi 2 anni in cui mi sono intensificato anche sui processi lavorativi di laboratori, il laboratorio del carcere di Airola, i laboratori sui nostri territori nella 10ª municipalità. Ogni volta che però finisco di lavorare, ho bisogno di andare in studio a sfogare col mio rap e con la mia identità artistica, che non può morire. Io non sono assolutamente un educatore, io sono un artista che porta il suo contributo a questa piattaforma con metodologie che nascono grazie a ricerche che a sua volta nascono grazie all'esistenza della cultura hip hop. Ok. Quindi io resto la cultura hip hop e sono felice e non guardo o non definisco magari assistenzialismo quando realtà più grandi vedono in me non il titolo di studio, ma il titolo che mi sono riuscito a guadagnare grazie all'esperienza realmente in strada, grazie al fatto di esserci nato in determinate condizioni, e oggi le riesco a raccontare con rap tramite pezzi non solo tristi ma anche felici, anche ironici. Quindi porto quella testimonianza a quei ragazzi che magari in me non vedono il professore, il teacher, vedono la loro versione. A me i ragazzi nel carcere mi dicono: wow, io quando vedo a te, vedo a me versione rap.
versione SNES fatta che la già fatta, oppure se stavo fuori ma facevo con un guaglione come te. Quindi io non sono assolutamente il loro professore, cerco di essere un riflesso, un nuovo punto di vista. un riflesso, uno stimolo. Quindi loro ti danno, tu gli dai, poi esci e vai a scrivere appena esci. E infatti ogni volta che purtroppo scrivo, o purtroppo fortunatamente magari per qualcuno, scrivo quei pezzi solo innanzitutto per me. Non sto lì a scrivere, vediamo cosa può funzionare, vediamo a 1 milione di loro, oppure no, sto pezzo magari può piacere a meno persone, ma non mi interessa, quello è una roba mia e devo capire chi è il riflesso di me, chi vive ste cose, anch'esso, anche lui, anche lei. E medesimarti. È un modo per ritrovarci, nelle cose, non per essere qualcosa che ci porta ad un individualismo che mette, quelli sono i veri confini, i confini che la gente non riesce a vedere come tali, tanto da giustificare poi guerre, conflitti. Limiti, sono i limiti che la gente non si sa porre, non sa riconoscere, non sa neanche valicare in maniera positiva, quindi è bello che con la tua musica, con il rap, crei un punto di incontro che tra te e gli altri, perché si è perso un po' il contatto con la realtà e quindi è un bene che qualcuno lo faccia. E adesso per concludere, e poi ci salutiamo, tu hai parlato di un prossimo album, hai parlato di quanto sei gasato, ci puoi dare qualche spoiler? È tanto che ho detto dall'inizio, più volte sto solo pensando a quello che sarà il mio percorso futuro, agli ultimi live, sto facendo tantissimi spoiler e quindi più di dire che penso che sarà uno dei miei veri e propri traguardi, grazie anche al sostegno di questa nuova realtà con cui sto avendo a che fare, che è Aria Live, e mi sento accomodato come non mai su quello che può essere, diciamo, un percorso anche stavolta per me fresco, nuovo, anzi mi sento nel mio prime. Novità, okay. Mi sento nel mio prime e non vedo l'ora che esca questo nuovo album. Posso anticipare che uscirà in vinile, quindi questo è uno spoiler, il mio primo disco finalmente in vinile, che ci sono collaborazioni con artisti con i quali non avevo mai collaborato, anche da Napoli, artisti, e io ho collaborato con tanti artisti. Quindi dobbiamo andare in esclusione adesso. Sì. Non vedo l'ora. Va bene, allora noi ti ringraziamo, siamo carichi e gasati quanto te. Salutiamo Pior. Oyoshi, signori! Grazie. Grazie. A te. Bella, bravissima. No, bravo tu.